Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Litiga con il fratello e lo uccide, omicidio nella notte a San Gregorio, nel Catanese. Il delitto sarebbe legato a forti dissidi familiari. La vittima è un 44enne, l'autore del gesto si è costituito. Bufera all'AMAP, sequestrato i beni da 20 milioni nei confronti della società che gestisce il servizio idrico a Palermo e in provincia. 3 indagati per indebita percezione di fondi pubblici. Il punto è che verrà se il Senato approva la conversione in legge del decreto che riattiva la società Stretto di Messina. Con l'aiuto di un esperto scopriamo i dettagli del progetto. Critico Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle, sbarcato oggi in Sicilia. Ondata di furti con spaccata a Palermo, un modus operandi sempre più frequente. Nelle ultime 24 ore altri 2 episodi in città. Scatta l'allarme tra i commercianti. Mobilità insostenibile, Catania peggiore città d'Italia, secondo il report del CNR. Male anche Palermo. Secca bocciatura sull'ecocompatibilità del sistema di trasporti e sulla qualità dell'aria. Calcio, si va verso la esternalizzazione della gestione dello stadio Massimino di Catania. Bando da 14 milioni di euro, un mese e mezzo di tempo per presentare le offerte. Ben trovati. Omicidio nella notte alle porte di Catania, a San Gregorio. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola il fratello che soffriva di disturbi mentali e più volte lo aveva minacciato. Lorena Dolci. È il cane che abbaia insistentemente a mettere in allarme gli abitanti di questa villetta in via Masaccio, alla periferia di San Gregorio. Sono le 3 di notte e Rosario Vitale, cuoco 50enne, salta per aria. All'esterno, in questa stradina secondaria, c'è il fratello minore Davide, 46 anni, disoccupato, tossicodipendente, con problemi mentali e già sottoposto a TSO. Non è nuovo a queste incursioni. La notte scorsa, però, brandisce un coltello e agitato lo minaccia. Rosario si presenta al portoncino di casa armato di pistola. Al culmine dell'ennesima lite spara 3 o 4 colpi all'indirizzo del fratello. 2 proiettili lo raggiungono alla testa e al torace. Uno dei proiettili si è conficcato nel muro, questo è il foro, proprio accanto alla cassetta della posta. A quel punto Davide chiama il 112, i carabinieri lo trovano accanto al cadavere. Ai militari a cui si costituisce racconta di avere trascinato il corpo dentro il cortile all'interno della villetta per cercare di rianimarlo, ma inutilmente. Per lui scatta l'arresto in flagranza, un omicidio che arriva al culmine di anni di conflitti di natura familiare, aggravati da disturbi mentali della vittima che aveva anche precedenti penali. Noi l'abbiamo trovato qui davanti casa che ci attendeva. Aveva paura di questo fratello, diciamo, con problemi psichiatrici, tant'è che negli anni si sono susseguiti vari interventi da parte nostra, anche da parte della Polizia di Stato, proprio per queste continue aggressioni da parte del fratello. L'assassino, che si trova già in carcere, viveva in questa villetta con la compagna e la figlia di lei, mentre al piano superiore abita l'ex moglie con il figlio 20enne che ha assistito alla scena. Pare che Rosario Vitale avesse cercato di prendersi cura di questo fratello problematico e gli pagava l'affitto. Sul posto gli investigatori del RIS, che hanno sequestrato l'arma, una pistola Beretta illegalmente detenuta, che è stata inviata alla sede di Messina insieme al coltello che la vittima avrebbe portato con sé. A confermare la confessione dell'omicida saranno i filmati di una telecamera di videosorveglianza collocata in fondo alla strada e che sono stati acquisiti. Sequestro di beni da 20 milioni nei confronti dell'AMAP di Palermo, società a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Durante la sindacatura a Orlando, i vertici aziendali avrebbero ottenuto finanziamenti irregolari dall'Unione Europea, a segnalarlo la Banca Europea, che ha denunciato tutto alla Procura dell'Unione. Manlio Viola.
Si allarga lo scandalo depuratori a Palermo e provincia. I finanzieri del comando provinciale hanno eseguito un sequestro preventivo da 20 milioni di euro nei confronti dell'AMAP, l'azienda acquedotto a capitale pubblico che gestisce il servizio idrico nel capoluogo e in provincia. Il provvedimento di sequestro riguarda sia i beni aziendali che quelli dei suoi amministratori fra il 2014 e il 2019. Ad essere colpiti sono Giuseppe Aragonese, 63 anni, direttore generale di AMAP, e gli amministratori Alessandro Di Martino, 53 anni, amministratore unico dal 18 marzo del 2019, e Maria Concetta Prestigiacomo, 70 anni, amministratore unico dal 23 marzo 2014 al 18 marzo 2019. Sono tutti e tre indagati per indebita percezione di erogazioni pubbliche aggravata dalla qualifica di incaricati di pubblico servizio. Le indagini partono dalla denuncia presentata direttamente dalla Banca Europea degli Investimenti presso la sede della Procura Europea in Lussemburgo. Riguardano un prestito agevolato di circa 20 milioni di euro per la realizzazione di un programma di investimento nel settore della produzione di acqua potabile e trattamento delle acque reflue. I manager dell'azienda palermitana, secondo le indagini, avrebbero consapevolmente omesso di comunicare alla banca, fra il 2017 e il 2020, di gravi e reiterate violazioni ambientali, anche di rilevanza penale. Quelle violazioni sono poi sfociate in una ordinanza di commissariamento giudiziario emessa nel 2021 dal GIP di Palermo. Nei mesi scorsi su questa vicenda la Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio dei vertici dell'AMAP per lo scandalo della malagestio dei depuratori. Si tratta di 5 indagati, figura di spicco, quella proprio di Maria Prestigiacomo, ex presidente dell'AMAP ed ex assessore di Palermo, e dell'attuale amministratore unico della municipalizzata Alessandro Di Martino. Con loro ci sono poi i dirigenti Angelo Siracusa, Adriana Melazzo e Dorotea Vitale, responsabili a vario titolo degli impianti. Dopo lo scandalo la regione subentrò e accelerò al massimo l'iter per arrivare ad avviare i lavori di potenziamento dei depuratori. Nel settembre scorso fu aperto il cantiere per il raddoppio del depuratore di acqua dei Corsari, la più importante delle opere previste a Palermo in campo fognario e depurativo. La struttura guidata dal commissario unico per la depurazione dispose la consegna definitiva dei lavori alla ditta affidataria. Ora si potrà realizzare un impianto da 880.000 abitanti, equivalente, capace di coprire il territorio di Palermo, ma anche quello di Altofonte, Ficarazzi, Villabate e la frazione di Portella di Mare del comune di Misilmeri. Non si è presentato neanche questa volta il boss Matteo Messina Denaro all'udienza del processo d'appello che lo vide coinvolto come mandante delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio e che si celebra nell'aula bunker nel carcere Malaspina di Caltanissetta, la sede della postazione di videocollegamento dal carcere dell'Aquila, dove l'ex superlatitante è detenuto. Anche questa volta è rimasta vuota. Messina Denaro era in primo grado ed era stato condannato all'ergastolo. Il procuratore Antonino Patti, a conclusione della sua requisitoria, ha chiesto la conferma della condanna. Nella sua arringa, l'avvocata Adriana Vella, difensore d'ufficio del boss, ha sostenuto che il reggente di Cosa Nostra Trappanese non era Messina Denaro, ma Mariano Agate. Decisione storica ieri per il futuro del ponte sullo Stretto, con il via libera in Senato alla conversione in legge del decreto. Il ministro Salvini traccia la roadmap dei lavori, ma cosa prevede il progetto nel dettaglio e quali revisioni potrebbe subire? Scopriamolo insieme con l'aiuto di un esperto, Roberta Lunghi. È il ponte più studiato al mondo, più verificato al mondo, più indagato al mondo, più approfondito e più atteso al mondo. È il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini in conferenza stampa, soddisfatto dopo quell'applauso dai banchi del centrodestra in Senato alla lettura dei risultati delle votazioni. 103 sì, 49 no, 3 astenuti che hanno decretato l'approvazione dell'Aula alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto. Un simbolico spartiacque di un necessario cambio di passo tra il prima fatto di opinioni pro o contro il ponte e l'oggi che implica il passaggio della palla al come e cosa sarà, ai fondi per la realizzazione, alle analisi costi-benefici che appaiono vecchie di oltre 20 anni, laddove queste considerazioni dovrebbero sempre essere una premessa. Le stime sul traffico che erano state fatte al 2001 per i giorni nostri e ancora avanti non tenevano conto di alcuni fatti che poi sono maturati, per esempio lo sviluppo del fenomeno del low cost nel trasporto aereo, forte crescita del trasporto delle merci con le autostrade del mare, quindi su navi.
Il ponte, ha detto Salvini in conferenza stampa, lo faranno gli ingegneri, i tecnici, di certo non la politica, segnalando così la roadmap che prevede lo start dei lavori nel 2024 per concludere nei primi anni del 2030. Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso, prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri, 6 corsie stradali previste, 2 binari ferroviari, una capacità dell'infrastruttura pari a 6.000 veicoli all'ora e 200 treni al giorno. Il ponte è stato progettato con una resistenza al sisma pari a 7.1 magnitudo della scala Richter, ma l'aggiornamento è d'obbligo alle esigenze del tempo. Un esempio su tutti. L'impalcato del ponte lascia una luce libera tra la sua parte inferiore e la superficie del mare di 65 metri. Oggi, negli ultimi decenni, abbiamo assistito a una continua crescita delle dimensioni delle navi che trasportano le merci, le navi che trasportano i container, la cui altezza sfiora i 60-62 metri in alcuni casi. Quindi realizzare un'opera alta 65 metri quando la nave più alta già oggi è 62 metri, e queste opere hanno una vita tecnica, si spera, molto lunga, diverse decine di anni, quindi potrebbe diventare un vincolo. Salvini ha salutato l'opera come un orgoglio italiano nel mondo. Verranno, ha dichiarato il ministro, da tutto il mondo a studiare, a visitare, a cercare di copiare. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani, ha detto a Salvini, ma incarna un riscatto per il Sud. Io penso per Sicilia e Calabria sia un risarcimento danni dopo 50 anni di promesse mai mantenute. Toni fortemente critici proprio sul ponte sullo Stretto arrivano da Giuseppe Conte, oggi in Sicilia per un tour elettorale. Secondo il leader del Movimento 5 Stelle non c'è alcun finanziamento. È un capriccio di Matteo Salvini. Adelaide Barbagallo. Tour elettorale di Giuseppe Conte in Sicilia a sostegno dei candidati del Movimento 5 Stelle. A Trapani si sofferma a parlare con i giornalisti. Dito puntato sul governo, sordo a suo dire di quelle che sono le vere esigenze degli italiani e spaccato al suo interno con continui litigi fra i partiti della maggioranza. Un governo inadeguato che ha riesumato, afferma Conte, un vecchio progetto sul ponte sullo Stretto per le velleità del ministro per le infrastrutture Matteo Salvini. Questo è un vecchio progetto che è stato riesumato per assecondare le velleità più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto c'è soltanto tante chiacchiere, nessun concreto finanziamento, ma solo la prospettiva, se si realizzasse, di perdere tanti soldi per varie attività preliminari. Noi vogliamo concretezza per questa terra, dobbiamo rafforzare e portare a terra i soldi del PNR per tutte le infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o progettate e non ancora iniziate e realizzate. Un governo, afferma Conte, che sta sprecando i soldi del PNRR. C'è un governo che non riconosce che c'è un lavoro precario, che c'è gente in difficoltà economica, sociale, che c'è gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare. E in più, ripeto, si stanno sprecando i soldi del PNRR, che è una grande opportunità per il Paese. Conte annuncia dunque una grande mobilitazione a Roma il 17 giugno contro l'inadeguatezza e la poca concretezza del governo. Emergenza a Palermo per i furti con spaccata. Bande di balordi infrangono le vetrine dei negozi per introdursi all'interno degli esercizi commerciali e fare razzia. Un modus operandi sempre più frequente. Ieri gli ultimi 2 furti in città, scatta l'allarme tra i commercianti. Marco Gullà. Una vera e propria emergenza imperversa tra le vie di Palermo che sempre più spesso vedono in azione malviventi pronti a mettere in atto furti o rapine. Il modus operandi è sempre lo stesso: vetrine spaccate dei negozi e furti all'interno. Le ultime 2 rapine sono avvenute ieri, presi di mira 2 bar-ristoranti, ma anche la scorsa settimana era già accaduto qualcosa di simile. Nella notte tra il 18 e il 19 maggio sono stati ben 3 colpi messi a segno a Palermo, tra cui anche il negozio di Louis Vuitton in via Libertà. È emergenza. Mentre la lista delle attività colpite si allunga, i commercianti continuano a chiedere maggiori tutele e controlli, soprattutto per il centro. Abbiamo sentito chi il furto della cosiddetta spaccata l'ha subito per ben 2 volte. Sì, noi siamo stati, ahimè, tra i primi a subire questo tipo di danneggiamento e poi ad oggi, e speriamo che rimanga così, gli unici ad averlo subito per 2 volte a distanza di 6 mesi. Oltre al danno la beffa, perché oltre ai furti che ovviamente compiono all'interno c'è anche una vetrina da riacquistare.
sì, c'è la vetrina da riacquistare, ma c'è anche un danno impalpabile, un danno morale, perché poi vai a letto con la preoccupazione che non si ripeta, insomma ci sono anche dei danni collaterali non indifferenti. Sono mesi che gli esercenti palermitani vengono derubati da una o molte più probabilmente bande di balordi che utilizzano la tecnica della spaccata. Un problema in più per i titolari di attività che oltre al furto della propria merce devono poi risolvere immediatamente il problema delle vetrine. Fino all'ultimo report Palermo, tra le più grandi città d'Italia, era una delle più sicure. Adesso con gli eventi degli ultimi mesi, delle ultime settimane invece siamo molto preoccupati. Siamo molto preoccupati perché negozi, tabaccherie, bar subiscono costantemente di notte ormai degli attacchi per pochi spiccioli possibilmente, ma che recano dei danni veramente ingenti alle attività economiche. Quindi il nostro è un appello di preoccupazione affinché si cerchi di contenere questo fenomeno dilagante. E adesso il timore è che questa emergenza possa invece dilagare anche su altri quartieri della città. Un uomo di 80 anni è rimasto ferito per lo scoppio di una bombola nella sua abitazione in via Matteo Dominici a Palermo. A soccorrerlo i vigili del fuoco che hanno affibbiato il ferito ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale civico nel centro Grandi Ustioni, accertamenti in corso per verificare le cause dell'esplosione. Catania, ultima in Italia per mobilità sostenibile. Secondo un rapporto del CNR, la città di Tenea è la più lontana dal target europeo e la peggiore nell'applicare soluzioni vantaggiose per l'ambiente e per le persone. Male anche Palermo. Eva Spampinato. Milano in testa alla classifica, Catania ultima. Sembra un cliché, eppure quando si parla di mobilità sostenibile i luoghi comuni vengono confermati. Secondo il rapporto Mobilitaria 2023 realizzato da Kyoto Club e dal CNR, fra le città metropolitane italiane Catania è la più lontana dall'obiettivo europeo di mobilità sostenibile per il 2030. La precedono Reggio Calabria e Palermo. La Sicilia dunque si conferma fanalino di coda nell'ambito dell'ecomobilità. Lo studio analizza i dati della mobilità e della qualità dell'aria al 2022 nelle 14 città metropolitane italiane e posiziona Milano sul podio con un deficit del 32% in rapporto agli obiettivi da raggiungere, seguita da Firenze, Venezia, Bologna e Roma. Catania è in fondo alla classifica con il 76% di deficit, Palermo è terzultima a quota 73%. La notizia non lascerà stupiti né cittadini né amministrazione. Ogni parte riconoscerà le falle del sistema, ma anche le colpe caratteriali, chiamiamole così, di una città in cui si continua a preferire l'auto ai mezzi di trasporto pubblico, che certo non brillano per efficienza, il posteggio selvaggio, esattamente davanti alle attività commerciali, al sistema di scambio modale dei mezzi di trasporto. La mobilità sostenibile è definita da 5 indicatori: trasporto pubblico potenziato e non inquinante, mobilità attiva, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione e ripartizione modale. Nessuna sorpresa dunque nello scoprire che Catania e Palermo, terzultima, sono le peggiori città d'Italia nel mettere in atto soluzioni che diano vita ad una mobilità che sia vantaggiosa per l'ambiente ma anche per le persone. Facciamo una breve pausa, subito dopo le ultime sul bando per la gestione del Massimino. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Si avvicina a grandi passi l'esternalizzazione dello stadio Massimino, prevista per domani. La pubblicazione del bando e il valore della concessione è valutabile in 14 milioni di euro, 45 giorni di tempo per presentare le offerte. Marco Carli. Esternalizzare, la parola chiave che riguarda gli impianti sportivi per abbassare i costi comunali. A Catania parliamo in particolar modo dello stadio Massimino, in questo periodo sottoposto a lavori di restyling. E dunque ecco il bando che sarà pubblicato nella giornata di venerdì e riguarda la gara europea di concessione dello storico palcoscenico del calcio cittadino a Catania. L'avviso sarà consultabile sulla Gazzetta Ufficiale Europea e contestualmente sul sito internet del Comune di Catania. Per presentare offerte verranno assegnati 45 giorni di tempo. Per queste procedure ne sono previsti minimo 35, ma si è deciso di aggiungere 10 giorni anche, fra le altre cose, perché la
prima volta nella storia che si affida totalmente ad altri gestori lo stadio. La concessione durerà 10 anni, prorogabili per altri 10. Insomma, un passaggio importante per il Catania che progetta il suo futuro, anche se la gara è ovviamente aperta a tutti e scaturisce dalle delibere dello scorso agosto, quando il Consiglio Comunale ha approvato l'esternalizzazione del Massimino. L'impianto, si legge in una nota del Comune, è l'unico considerato di rilevanza economica e verrà giudicato sulla scorta di una complessa procedura di valutazione che terrà conto della capacità economica e di quella tecnico-professionale, vale a dire l'esperienza nella gestione di impianti. Andrà presentato un progetto di gestione e pagato un canone che sarà graduale sulla base della categoria in cui giocherà la primaria squadra della città, vale a dire il Catania. In sintesi, chiunque si aggiudichi la gara, nell'ipotesi in cui non fosse il club di Pelligra, dovrà garantire ai rossazzurri di disputare le proprie gare nell'impianto, ma come detto l'opportunità ghiotta è importante per la società dell'imprenditore italo-australiano. Il valore della concessione è valutabile in circa 14 milioni di euro, per questo motivo è necessaria la procedura europea. Intanto proseguono i lavori per il restyling dello stadio. Completato lo smancamento del terreno di gioco, si sta provvedendo al movimento terra, fase propedeutica al rifacimento del drenaggio, a cui seguirà la posa del manto erboso. Le curve da metà giugno accoglieranno nuovi seggiolini che poi saranno posizionati anche nelle tribune. Operai in azione anche per rifare tutti i bagni dei vari settori e nel cibalino, che nella prossima stagione avrà un ruolo importante per gli allenamenti della prima squadra. Per la prima volta un sindacato si costituisce parte civile contro un capomafia. Succede a Trapani, protagonista la CGIL nei confronti di Messina Denaro. Il processo si aprirà a settembre al Tribunale di Marsala, non è quello per le stragi a Caltanissetta di cui abbiamo parlato poco fa, ma la cosa di un altro dibattimento famoso, Anno Zero, in cui Usicco deve rispondere, manco a dirlo, di associazioni di tipo mafioso con ruolo di vertice in Cosa Nostra. Spiegazione? La mafia, riassume il legale del sindacato, inquina l'economia e condiziona pesantemente il lavoro e dunque l'occupazione. Ecco il danno per il quale la CGIL chiede il riconoscimento. Il sistema economico e produttivo è stato saccheggiato dalla mafia a scapito degli imprenditori onesti e di quanti si impegnano quotidianamente per sviluppare nel territorio un'economia sana. Così il sindacato, che fa giustizia di antiche sciocchezze secondo cui la mafia farebbe proseliti dove c'è arretratezza. Al contrario, le cosche, dicono alla Camera del Lavoro, ha bloccato e rapinato lo sviluppo che altrimenti avrebbe avuto il suo proficuo percorso normale. Non solo, il riconoscimento del ruolo di affermazione della legalità da parte del sindacato potrebbe essere seguito altrove, in differenti processi, un modo concreto, a suon di milioni, con cui le mafie potrebbero restituire almeno in parte il bottino di cui si sono impossessati illegalmente per anni con delitti e intimidazioni. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.